Noi dobbiamo ragionare come i tre grandi siti dell'UNESCO, Venezia e la sua laguna, Cortina e le sue Dolomiti, Conegliano e con Valdobbiadene e le sue colline, e cercare quindi di far squadra e diventare attrattivi anche per l'estero, in modo tale da velocizzare questo impatto positivo che l'UNESCO ci porterà. Questa è la visione per il futuro di Conegliano, città non solo di cultura e del saper fare, ma anche di un patrimonio economico che è il Prosecco, con la prospettiva di sviluppare un intero comparto che invece è quello turistico. Del resto la pandemia ha rivoluzionato le presenze negli hotel della città del Cima. Oggi abbiamo gli anni dell'UNESCO che ci aspettano, per cui un turismo d'affari che rimane, che non cala, ma non cresce. Ciò che cresce e crescerà moltissimo è il turismo che viene per ciò che noi offriamo, per il nostro prodotto. E l'offerta secondo Garbellotto non potrà più essere limitata a Conegliano e le sue colline. Ecco quindi il perché dell'incontro di oggi, dove erano presenti il presidente del Veneto, il vice sindaco di Venezia, il sindaco di Cortina e quello di Treviso. C'è bisogno di avere visione sul Veneto, quindi non solamente Cortina e Venezia, ma anche territori quali Treviso e Conegliano devono far parte di una rete dove bisogna assolutamente cogliere l'opportunità turistica e sportiva offerta dalle Olimpiadi Milano Cortina 2026 e da altre occasioni che arriveranno in seguito a questo grande evento. A Conegliano è il centro tra Venezia e Cortina praticamente, no? È chiaro che con Treviso stiamo già parlando per il tema del biglietto unico e quindi di avere la possibilità di visitare i musei di Treviso con i musei di Conegliano con un biglietto unico. È chiaro che poi, come diceva giustamente anche il vice sindaco di Venezia, Venezia ha un sovraturismo per quella che è la proiezione futura, è chiaro da fare ridistribuzione sul territorio e noi siamo qua pronti ad alzare la mano e dire grazie. Turismo quindi nuova frontiera per l'economia non solo di Conegliano e della Marca, ma di tutto il Veneto, con riconoscimenti come le colline UNESCO, motore di sviluppo del settore. Quest'area è la porta del patrimonio dell'umanità. Conegliano Valdobbiadene, fra l'altro il sito si chiama Le Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, quindi un grande aiuto anche nel nome, ma soprattutto la volontà di capire fino in fondo che questa sarà una zona assolutamente aggredita in maniera positiva da un turismo che sarà sempre più attento, sempre più informato e che verrà nei nostri territori.